Quest'oggi con la nostra trasmissione siamo alla Caffiero SRL e siamo con l'amministratore unico Aldo Caffiero. Quando nasce questa sua attività? Allora, l'attività nasce nell'88 grazie ai miei due genitori, Ester Baldi e Guido Caffiero, che in quell'anno decisero un po' per hobby di cominciare, e un po' per caso, di cominciare un'attività di articoli promozionali. In quel periodo, per caso, un amico di Roma chiese loro di realizzare un piccolo prodotto molto semplice e riuscirono così a farlo bello e interessante, che da lì nacque un'avventura che ci portò pian pianino a realizzare dei prodotti sempre più diversificati e sempre più interessanti. Lei è entrato in azienda subito? Io sono entrato in azienda in un periodo successivo, sono nativo di Genova, quindi mi sono trasferito qui intorno agli anni 90 e in quel periodo ho ritenuto opportuno seguire questa attività che tanto era frutto di entusiasmo da parte dei miei genitori, che ha entusiasmato anche me, quindi ho deciso a quel punto di cambiare il mio indirizzo di vita e di seguire questa attività. Ci troviamo in una sede obiettivamente molto bella, molto Grazie. luminosa. È la sede di sempre oppure è una conquista anche questa? Certo, no, questa è sicuramente una conquista. La nostra sede iniziale era in un casolare di Salce, un posto indubbiamente molto pittoresco, molto bello, ma comunque inadatto poi a una crescita futura. Alcuni anni più tardi, il mio ingresso in azienda, abbiamo deciso di aprire un'attività produttiva vera e propria in un'altra sede distaccata a Trichiana, mantenendo nella sede originale di Salce soltanto la parte uffici, quindi la parte gestionale dell'azienda. E poi alla fine avete trasferito tutto su Ecco, questa, ora questa è la sede centrale unica. oggi questa è la sede centrale unica, abbiamo una seconda sede a uso semplicemente logistico, quindi di magazzino, ma questa è la sede centrale dalla quale noi organizziamo e gestiamo tutto il nostro mercato.